Buonasera, pochi secondi a mezzanotte e mezza è l'ultima edizione del nostro telegiornale. È stata Buonasera, solo poco tempo fa, pochi minuti fa, un'altra donna trasportata con l'ambulanza qui al pronto soccorso. Si va verso la serrata del paese, l'annuncio stasera dopo le 23 con una diretta Facebook dai toni drammatici del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano. Che sta succedendo? Che si sta impazzendo? Tutto il mondo si sta dimannando. Chiuso in da casa, stiamo sequestrati dal coronavirus come non sa pigliare. Quanto tempo ancora, Covid-19, ma non ti è bastata, vedi te pigliate, c'è misi in ginocchio che può non ci potremmo abbracciare, non ci potremmo passare. E sto silenzio che fa più paura, e che la mascherina che non ci fa più respirare. Non ci potremmo abbracciare, se per questa carnalità. E una videochiamata per vedere a mamma e papà, e chi tiene figli che sono lontano a fatica, tutte creature in da casa si invendono con mille cose, ma si sono pure stancate con nasci fuori a casa. Non ci potremmo abbracciare e non sapemmo più che fare. Una buona notizia, tutto il mondo sta aspettando, grazie allo Stato che stiamo mangiando, andrà tutto bene, è un arcobaleno, e a bandiera appesa ogni balcone, anche una preghiera, ci mancano le chiese, e poi diciamo insieme, viva l'Italia! Non ci potremmo abbracciare, non ci potremmo passare, e sto silenzio che fa più paura, e chi la mascherina che non ci fa più respirare. Non ci potremmo abbracciare, se per questa carnalità. E una videochiamata per vedere a mamma e papà, e chi tiene figli che sono lontano a fatica, tutte creature in da casa si inventano con mille cose, ma si sono pure stancati con nasci fuori a casa. Non ci potremmo abbracciare e non sapemmo più che fare. Se per questa carnalità. E una videochiamata per vedere a mamma e papà, e chi tiene figli che sono lontano a fatica, tutte creature in da casa si
diventano mille cose, ma si sono pure stancate con nasci fuori casa. Non ci potremmo abbracciare e non sappiamo più che fare. Sì, io vero che stiamo chiusi in casa e stiamo passando tempo con la famiglia, insieme alla mamma, insieme alla sorella. Stiamo facendo le cose che forse ci eravamo scordati, ci siamo ritrovati, ma ci manca l'aria, quello che ci fa respirare. Non ci potremmo abbracciare, non ci potremmo passare, e sto silenzio che fa più paura, e che la mascherina che non ci fa più respirare. Non ci potremmo abbracciare,